10.000 veneti in lista d'attesa ad oggi ed una popolazione di over 80 destinata a raddoppiare in 25 anni, passando da quasi 400.000 a circa 700.000 nel 2025. Sono solo alcuni dei numeri emersi nel corso del convegno promosso da ANAP Veneto a Quarto d'Altino dedicato ai nodi della sanità e dell'assistenza nel futuro di una società sempre più longeva. In un paese e in una regione che invecchiano, la politica deve mettere questo tema al centro. Per questo ANAP Veneto chiede con forza alla nuova giunta regionale di tornare a istituire due assessorati distinti. Bisogna veramente ritornare come una volta, avere due assessorati, perché è troppo importante. Promuovere dunque una cultura dell'invecchiamento attivo che non si limiti all'assistenza ma favorisca la partecipazione, la prevenzione e la dignità della persona. Confidiamo ancora, seppure le speranze si stanno riducendo, di trovare un accordo con la Regione, di poter organizzare al meglio l'assistenza territoriale veneta. Come medici di famiglia siamo in prima linea, sia per quanto riguarda gli ambulatori aggregati dei medici, sia per quanto riguarda le case di comunità. Mancano almeno 600 medici di famiglia in Veneto e altri lasceranno entro il 2027, ma se si guarda al futuro i giovani stanno abbandonando la professione all'ingresso e durante la scuola, circa il 20%. Bisogna intervenire innanzitutto a livello culturale, in maniera tale che noi altri stimoliamo i ragazzi che crescono e che si approcciano alla scuola ad intraprendere un cammino formativo. C'è bisogno di questo piano perché solo invecchiando in modo attivo riusciamo a tenere lontano il rischio di arrivare a una condizione di non autosufficienza. Ci troveremo di fronte a uno scenario sul quale io credo oggi bisogna mettere in campo tutte le politiche possibili, ma consapevoli che non riusciremo a risolvere il problema. Siamo arrivati tardi alle soluzioni per arginare questo problema.